Pensiero del giorno, lunedì 31 marzo. Fare piccoli atti d'amore. Amatevi gli uni gli altri. Questa è la vocazione di ogni cristiano. Fa venire in mente le parole dette dei primi cristiani. Vedete come si amano e sono pronti a morire gli uni per gli altri. Così si vedeva che ognuno era disposto a morire per l'altro. Forse perché in tempi di persecuzione non è raro che uno si offra di morire per l'altro. Resta il fatto che si è vista questa misura di amore reciproco tra i cristiani. Di solito non ci viene chiesto di morire, tuttavia dobbiamo essere disposti. Ogni nostro atto di amore reciproco deve essere fatto su questa base. Alziamo il termometro della nostra carità reciproca, che anche un semplice sorriso o un gesto, un atto d'amore, una parola, un consiglio, un apprezzamento o una correzione, se necessario, rivolti ai nostri fratelli, rivelino la nostra disponibilità a morire per loro. Dobbiamo dunque testimoniare Gesù e possiamo farlo nel migliore dei modi con il nostro amore reciproco. Chiara Lubick, L'arte di amare, editrice Cittanuova. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6,41.